Dopo la brillante vittoria ottenuta domenica scorsa con il Geraci, l'Akragas del tecnico Totovullo ha ripreso la preparazione in vista dello scontro di domenica prossima contro il capolista Dattilo. La compagine trapanese domenica scorsa ha conosciuto l'onta della prima sconfitta con il Canicattì e di fatto ha riaperto il campionato, riducendo a 5 i punti di vantaggio sulla squadra dei Templi. Vincere significherebbe accorciare e portare i punti a 2. Per questo il presidente Giovanni Castronovo invita a rimanere con i piedi a terra e continuare a lavorare con grande umiltà. Diciamo che secondo me è la vittoria più bella della stagione, perché è stata una vittoria convincente contro un forte avversario che ovviamente non ha fatto la migliore partita, ma perché è stato un merito dell'Agas. Abbiamo tolto profondità, abbiamo giocato aggressivi utilizzando quelle che sono state le loro armi fino a domenica scorsa. Ho visto una squadra finalmente per come la concepisco io, per come l'ho sempre voluta, ma sapevo che questi ragazzi nel loro DNA avevano questo modo di esprimersi, e grazie alla cura Vullo e alla serenità che ha infuso nello spogliatoio adesso, diciamo, con l'innesto anche di Giovanni Tornina che ha fatto molto bene, diciamo che l'Agragas ha messo una marcia in più. Penso che la fotografia della partita possa sintetizzarsi col fatto che il Geraci aveva preso fino ad ora 4 gol, tra cui 3 su calcio di rigore, oggi ne ha preso 3 su azione, quindi penso che questa sia una fotografia assolutamente ineccepibile. Peraltro mi inorgogliscono i complimenti di mister Di Mauro e del presidente Giaconia, quali ci legano un rapporto di amicizia, di sportività, per cui una grande vittoria sotto tutti i punti di vista, coronata anche dalla sconfitta del Dattilo che ci porta a meno 5, che quindi carica ancora di più di importanza la partita domenica, perché per noi la caccia al Dattilo è cominciata da stasera. Farete mercato, Presidente, sia in entrata che in uscita in settimana? Allora, il mister è contento così, forse ci sarà qualche movimento di under più che altro, qualcuno scontento magari ha giocato meno, però lo stato della squadra sarà questo. Poi il mercato di dicembre può offrire all'improvviso delle opportunità, se ci può essere qualche intervento chirurgico per ulteriormente rinforzare la squadra non ci tireremo indietro, però il mister è contento così e dopo queste prestazioni è giusto comunque che venga mantenuta l'ossatura della squadra, perché comunque al di là di quello che avete visto in campo io vivo anche lo spogliatoio, li conosco al di fuori e quindi sono dei ragazzi splendidi. Andare ad alterare gli equilibri dello spogliatoio non mi sembra assolutamente il caso. D'altra parte siamo l'unica squadra d'eccellenza stasera a essere imbattuta e quindi dico, non vedo perché dovremmo stravolgere, e soprattutto anche per un po' di riconoscenza che nel calcio non c'è, ma nei confronti di questi ragazzi insomma va dato atto che insomma, Pirrone oggi finalmente dopo tanta sfortuna e degli infortuni è ritornato in cattedra. Rosario Licata ha fatto una grande partita, Gambino non ha bisogno di presentazioni, la zampata vincente l'ha messo, però volevo spendere anche una parola per Pesant'Angelo che si è fatto trovare pronto e che ovviamente è un arco cioè una freccia all'arco di mister Vullo molto importante che ci darà una mano nel proseguo del campionato. Tutti encomiabili, anche Procida, ha fatto una grande partita, l'unico che non si può valutare è Paterniti, non ha fatto una parata, poi per il resto penso che sono tutti ben oltre la sufficienza e siamo davvero soddisfatti, anche perché penso che dopo questa vittoria si è riacceso l'entusiasmo in città e mi auguro che domenica ci sia più pubblico, perché questa volta più che mai abbiamo bisogno della città. Domenica potrebbe esserci la prima svolta del campionato, perché passare a meno 2 significa avere Dattilo un tiro di schioppo. Già stasera siamo a meno 5, averlo a meno 2 sarebbe importantissimo e con anche diciamo, la carica psicologica che ci darebbe la venuta rincorsa. Insomma, dobbiamo sfruttare questo momento, quindi invito sin da stasera tutta la città, piccoli, grandi, bambini, uomini, donne e di tutte le età a venirci a sostenere, perché intanto domenica sarà una gran bella partita e dobbiamo assolutamente ottenere i 3 punti per raggiungere quello che è l'obiettivo, che ci metto la faccia sempre e ho detto che io voglio andare in Serie D. Qualcuno dice che magari posso essere anche un po', come dire, sbruffone, però io voglio dire che nella vita se uno non ha un'ambizione non può raggiungere nessun risultato, quindi questa è l'ambizione che ho, che ha la squadra e che mister Bull ha trasmesso, per cui se saremo in grado poi di arrivare bene, però
è giusto dire che giochiamo per vincere e per andare in Serie D, perché